Una nuova sfida comincia a prendere forma nei retroscena del mercato italiano e coinvolge due rivali diretti. Entrambi attenti alla stessa opportunità. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento strategico sul Napoli. Di quelli che richiedono una lettura lucida del contesto finanziario e sportivo. Prima di entrare nel vivo, lascia un like e iscriviti al canale, perché il tema di oggi riguarda Dodò. L'interesse incrociato di Napoli e Inter e, soprattutto, la posizione della Fiorentina di fronte ai primi sondaggi. Limitato dalle regole del saldo zero. Il Napoli continua a cercare operazioni chirurgiche per rinforzare la rosa senza compromettere la liquidità. La sfida è chiara, capire chi vendere, chi trattenere e dove investire con intelligenza. In questo scenario, un nome ha iniziato a circolare con forza, Dodò, attualmente alla Fiorentina. Secondo Tuttosport, l'interesse ha assunto i contorni di un vero e proprio derby di mercato. Prima il Napoli, poi l'Inter. Hanno contattato gli agenti del giocatore per ottenere informazioni sulla sua situazione contrattuale. In un mercato ricco di idee ma povero di calciatori realmente trasferibili. Un atleta con contratto fino al 2027 attira inevitabilmente l'attenzione. Soprattutto per la sua capacità di garantire intensità e spinta sulle fasce. Dal punto di vista tecnico, l'interesse ha senso per entrambe. Antonio Conte vuole rinforzare gli esterni e aumentare profondità e aggressività. Dall'altra parte, Christian Chivu spinge la dirigenza dell'Inter a valutare alternative. Visto che la situazione attuale è delicata, Luis Enrique resta senza un sostituto naturale e Matteo Darmian. A 36 anni, dovrebbe tornare in panchina dopo un lungo periodo di inattività che dura da settembre. Internamente, la percezione è che l'Inter possa ancora muoversi prima della chiusura della finestra. C'è però un ulteriore ostacolo che frena qualsiasi accelerazione, la posizione della Fiorentina. Sempre secondo Tuttosport, Fabio Paratici non ha intenzione di privarsi di pedine chiave in questo momento. Con la classifica ancora aperta e obiettivi sportivi in gioco. Il club viola preferisce la stabilità piuttosto che aprire trattative che possano indebolire la squadra nel breve periodo. Il quadro riassuntivo è il seguente. Napoli e Inter hanno sondato Dodò. Il contratto fino al 2027 rende il giocatore interessante, ma non economico. La Fiorentina resiste a trattative immediate. L'esito dipenderà dal timing e dalle esigenze concrete di ciascun club. Ora voglio sapere cosa ne pensi tu, tifoso del Napoli. Dodò sarebbe il rinforzo ideale per le corsie esterne in questo momento? Vale la pena insistere nonostante la resistenza della Fiorentina? Lascia la tua opinione nei commenti. E se apprezzi contenuti basati su retroscena reali e letture strategiche del mercato, considera di inviare un super thanks per sostenere il canale e rafforzare ancora di più questo lavoro.